Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Sicilia 24 Focus. Sono passati 2 mesi da quell'11 novembre scorso, quando un'alta colonna di fumo e fiamme si innalzarono nella città di Catania, in particolare dalle ciminiere. Un rogo visibile da tutta la città, spente le fiamme che rivediamo in questo filmato, ma non il turbamento causato da questo disastro, è partita la conta dei danni. È stato distrutto, sia pure in parte, il teatro progettato dall'architetto catanese Giacomo Leone, il cosiddetto cutuliscio, dalla caratteristica forma di sasso lavico. C'è un'inchiesta in corso che dovrà confermare, come sembrerebbe dalle prime ispezioni, che la scintilla sia partita proprio dai lavori in corso per la manutenzione del teatro. Melior decinere surgo, c'è scritto ancora su uno degli ingressi proprio di una delle porte delle ciminiere, ma anche sulla porta del Fortino, Porta Garibaldi, quello che è un po' il motto della città di Catania, e anche questa volta tutti ci auguriamo che le ciminiere risorgano ancora da queste ceneri. E della ricostruzione e del futuro quindi delle ciminiere parliamo con i nostri ospiti. Con noi in studio c'è Giovanni Leone, architetto, figlio appunto di Giacomo Leone, benvenuto. Grazie. E poi c'è Ivan Albo, consulente della città metropolitana, benvenuto anche lei. Grazie per l'invito. E in collegamento abbiamo Alessandro Campisi, consigliere delegato per la città metropolitana. Ci Buonasera. sente? Benvenuto. Sì, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Allora, in cenere, diciamo subito, non è finito soltanto un edificio, ma anche un simbolo dell'architettura, grazie all'architetto visionario che è stato Giacomo Leone, e anche un simbolo dell'archeologia industriale. Allora, prima di parlare della ricostruzione, vorrei anche ripercorrere un po' la storia e riproporvi questo filmato d'epoca che ci spiega che cosa rappresentano le ciminiere, perché lì c'erano nell'800 le raffinerie di zolfo che arrivavano dall'interno. Catania era uno dei principali poli di raffinazione dello zolfo estratto appunto dalle miniere dell'entroterra. Poi all'inizio del Novecento l'industria siciliana dello zolfo entrò in crisi, gli impianti furono definitivamente abbandonati. Questa storia poi appare centrale appunto la figura di Giacomo Leone, architetto visionario, fra l'altro tra parentesi autore anche del palazzo da cui vi stiamo parlando, che diede vita a questa imponente ricostruzione di archeologia appunto industriale. Giovanni, che effetto ti fa rivedere queste immagini? Beh, queste immagini fanno l'effetto che fanno a tutti noi, è un pezzo di storia della città. Quello che mi tocca è appunto l'immagine del fuoco, ma l'immagine del fuoco va approfondita, non è un disastro irreparabile, ma al contrario la città si è già attivata per questo ripristino, che non è un cambiamento, ma è un aggiornamento di una struttura al tempo presente. Tu hai chiesto un sussulto di orgoglio a tutti, di riunire le forze, al sindaco Trantino. C'è stato c'è in corso questo tavolo tecnico che riunisce esperti e professionisti con la volontà appunto di far rinascere questo teatro. Alessandro Campisi, c'è stato anche un preventivo di costi, anche se ovviamente ancora il progetto non c'è. Abbiamo preparato una grafica con questi costi, si parla di oltre 17 milioni di euro che la città metropolitana in qualche modo vuole reperire. È così? Sì, intanto buonasera a tutti e grazie per l'attenzione dimostrata. Allora, su input del sindaco, come avete detto bene, è stato istituito questo tavolo tecnico con professionisti ed esperti del settore per analizzare quello che è l'iter istituzionale per quanto riguarda la riqualificazione della città metropolitana. C'è da dire che il sindaco Trantino ha sempre dimostrato una grande attenzione verso il complesso delle ciminiere, era pronto anche un progetto da circa 10 milioni di euro, redatto anche con l'aiuto dell'amico Ivan Albo, che saluto, che lo vedo in studio, e con l'input sempre del sindaco e dell'ingegnere Nicosia. Poi però, a causa chiaramente dell'incendio dell'11 novembre, quella che è stato ha modificato lo scenario dell'intervento. L'intervento oggi richiede un importo di circa 17,5 milioni di euro,
Una notizia molto importante è che in queste settimane, in questi giorni, vi è stata una forte interlocuzione del sindaco trentino con il presidente Schifani, che si è impegnato a recuperare queste somme, perché appunto il complesso delle ciminiere rappresenta il fiore all'occhiello non solo per la città di Catania ma anche per tutta la provincia. Inoltre, ecco, perché spieghiamo, scusa se ti interrompo, spieghiamo che la città metropolitana è proprietario, l'ente proprietario delle ciminiere, è un ente diverso ovviamente dal comune di Catania, ha una capacità di indebitarsi, perché questi soldi dove li andate a prendere? Chiaramente li dobbiamo recuperare con l'aiuto Noi abbiamo fatto anche un incontro con tutta la deputazione regionale, nazionale e anche con i parlamentari europei che si sono impegnati a sostenerci in quelle che sono le spese per riqualificare la struttura. Già inoltre un'altra informazione che voglio dare: è stato presentato, è stato pubblicato il bando per la progettazione da 1,2 milioni di euro che sarà pubblicato sino al 10 febbraio, dopodiché da quella data in poi verranno analizzate quelle che sono le proposte che sono arrivate e vi sarà un tavolo tecnico che appunto si occuperà di analizzare queste proposte che sono arrivate. Quindi il progetto è ancora tutto da creare. Ivan Albo, quindi 17 milioni, c'è l'impegno di tutta la deputazione a reperirli, 1 milione rotti, quelli sono stati stanziati per la progettazione. Da subito abbiamo rintracciato all'interno del bilancio della provincia di Catania, della città metropolitana, 1,2 milioni, il bando a cui faceva riferimento il consigliere delegato Alessandro Campisi. Mi lasci dire che il passaggio del reperimento delle risorse finanziarie è un momento fondamentale della politica che finalmente, Alessandro ne è un validissimo interlocutore politico, è intervenuta la città metropolitana che era assente da 12 anni dalla presenza della politica. Tutta la politica a tutti i livelli si è sicuramente attivato. Tuttavia noi abbiamo sempre il buon gusto di pianificare con una corsia in emergenza. Quindi laddove le risorse eteroprodotte, quindi regionali o finanziamenti europei, non dovessero intervenire nei tempi utili, perché il cronoprogramma è già avviato per, come diceva Alessandro Campisi, da dicembre scorso con la pubblicazione del bando e poi con la sua scadenza al 10 febbraio, PFTE, progetto esecutivo e tutto. Ecco, noi siamo nelle condizioni, come anticipava proprio lei, di poter immaginare degli indebitamenti da parte dell'ente laddove fosse necessario reperire le somme. In fondo quel cronoprogramma è già partito e non si fermerà certamente per le risorse finanziarie. Giovanni Leone, quello del progetto è un passaggio importante, perché ci sono varie ipotesi sul tavolo, c'è chi parla di ripristinare l'esistente, come dicevi tu, c'è chi parla di inventare un progetto tutto nuovo. Tu invece insisti per ripristinare, anche perché non tutto è andato distrutto. Vediamo alcune delle foto che ci ha fornito appunto l'architetto Leone, quella del prima e dopo del teatro, così capiamo meglio anche quello di cui stiamo parlando. Naturalmente stiamo parlando di qualcosa che è ancora sotto sequestro, per cui non è visitabile e tangibile, toccabile con mano, ma guardiamo quello che sono le immagini. Queste sono delle immagini prima, durante la costruzione, per cui si vede questa copertura in legno, in travi in legno di lamellare. Ecco qui la fase del montaggio, che sono montate su una struttura in calcestruzzo. Queste travi ovviamente sono andate totalmente in cenere. Queste sono andate in cenere, ma come vedete c'è dentro una struttura in calcestruzzo, per cui questa è una copertura, è soltanto la parte sommitale e poi un rivestimento esterno della struttura in calcestruzzo per dare la forma a cuturiscio. Queste sono le immagini. Siamo al dopo. Siamo al dopo. È interessante vedere queste immagini perché guardate, i muri non sono anneriti dall'incendio. Questo vuol dire che l'incendio non è stato generalizzato e all'interno della sala quindi la temperatura non si è elevata oltre misura. Quindi è ipotizzabile, ma sarà poi da verificare, che il calcestruzzo di questa struttura non è stato danneggiato.
Pur non di meno, essendo cambiata la normativa tecnica antisismica, il fatto di rimontare un'altra struttura su questa in Calcestruzzo, la struttura stessa in Calcestruzzo andrà riverificata, ricalcolata, e quindi a mio parere è lì che si possono fare le migliorie. Perché parlo di ricostruzione? È un po' come se stiamo ricostruendo il tetto di un edificio, è una sorta di manutenzione straordinaria. Nel frattempo però, certo, la normativa antincendio è degli anni 90, successiva alla realizzazione delle ciminiere, sia l'antincendio che la sicurezza, la gestione della sicurezza in generale. La normativa antisismica è successiva, ci sono delle istanze di risparmi energetici, ci sono tante questioni che vanno valutate e che sarà all'amministrazione e al tavolo tecnico. Consentimi due precisazioni. Uno, non parliamo di teatro. Non è un teatro, ma è un auditorium, perché un teatro avrebbe bisogno di una torre scenica, della graticcia, di tutta quella parte strutturale della scena che lì non è presente. Ci sarebbe una torre, sarebbe difficile anche oggi trasformarlo in teatro. È un auditorium ed è il cuore di un sistema della parte dedicata alla convegnistica. L'altra precisazione è che il tavolo tecnico si è riunito prima dell'incendio di questo auditorium, del cosiddetto Cutuliscio. Quindi c'era un'intenzione del sindaco e tutto sommato per fortuna, perché non ci ha trovato impreparati. Quindi sono cambiati i programmi, sono cambiate le priorità, c'è stata una accelerazione nelle procedure per intervenire immediatamente e reperire le risorse, pur lavorando su ipotesi che sono verosimili, ragionevoli, ma che sono ipotesi, perché oggi un importo dei lavori definito in dettaglio o su cui impegnarsi. Quindi, è difficile quello averlo. Che noi abbiamo mostrato è un preventivo di spesa, ancora tutto, è una previsione tutto verosimile e ragionevole, su cui lavorare per sviluppare un progetto e poi portare a compimento la realizzazione. Alessandro Campisi, si faceva riferimento a un'inchiesta, ovviamente c'è un'inchiesta in corso, ecco, voi avete aggiornamenti sull'inchiesta, a che punto è? Sì, la Procura sta ancora indagando chiaramente. L'unica parte che è stata dissequestrata è quella relativa all'area dove è presente il ponteggio, che quindi verrà smontato perché è piegato e vi è il rischio di crollo sulla rete ferroviaria, tant'è vero che le linee 1, 2 e 3 in questo momento sono chiuse e a seguito dello smontaggio saranno riaperte. Ci hanno fatto sapere, l'avvocato Ivan Albo sta seguendo anche lui la questione, lo ringrazio per l'impegno costante che mette in campo. Chiaramente ci hanno fatto sapere che in tempi brevi cercheranno di chiudere quelle che sono le indagini, perché ancora l'area, sostanzialmente togliendo quella dove è presente il ponteggio, quindi dopo lo smontaggio del ponteggio sarà nuovamente sequestrata in attesa dell'esito delle indagini. Ci hanno fatto sapere però che in tempi brevi cercheranno di chiudere tutta la questione per avere appunto i chiarimenti a 360 gradi su tutto quello che è successo. Ivan Albo, lei è anche avvocato penalista, c'era una copertura assicurativa su questo auditorium? Sì, la copertura assicurativa c'era una direzione dei lavori, perché mi piace rappresentare che erano in atto delle attività di cantiere, come si è detto, di manutenzione straordinaria proprio sul Cutuliscio. Questo lasceremo che sia la Procura della Repubblica a fare i dovuti accertamenti. Su questo mi riallaccio a quanto ha detto Alessandro Campisi, ovviamente mi sono mosso da subito lo stesso giorno 12 novembre per rapportare con i pubblici ministeri che stavano conducendo le indagini e che da subito hanno nominato i tecnici perché le attività tecnico-investigative potessero avviarsi in tempi brevissimi, e loro rappresentano che saranno di brevissima durata. Questo per noi è fondamentale, perché come diceva Giovanni Leone, accedere all'interno per comprendere il calore, cosa possa aver prodotto, se ha modificato ulteriormente la struttura, e quindi capire cosa serve a noi per ripristinare il tutto, è necessario appunto poter accedere. Delle ispezioni. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa, torniamo tra poco per continuare a parlare del futuro delle ciminiere dal punto di vista della ricostruzione, ma non solo, a tra poco.
A volte anche i disastri servono e si trasformano in opportunità. L'incendio alle ciminiere può diventare anche l'occasione per ripensare questi luoghi. E questo è un momento importante da questo punto di vista, Giovanni Leone. Ripensare questi luoghi non vuol dire immaginare lo stravolgimento del progetto e la sistemazione dell'area, ma vuol dire farli andare finalmente a regime, come fino ad oggi non sono mai andati. E bisogna dare atto all'amministrazione di essersi impegnata con questo tavolo tecnico che si è riunito prima e che non ha parlato soltanto di filosofia, ma ha messo sul tavolo quelle che erano le criticità che abbiamo visto, che sono anche di carattere gestionale. Cioè è difficile gestire una struttura così importante. Hai 3 settori: fieristico, espositivo, museale e pubblico, dove era prevista una strada, una pizzeria, un chiosco, per cui un pezzo di città, e poi la convegnistica. Sono 3 attività importanti, quindi quest'area è una Ferrari che hanno girato la chiave ma non è mai partita. Invece anche con il tavolo tecnico si è parlato di una impostazione, di un indirizzo e di un orientamento per, non parlerei di rilancio, per lanciare finalmente una struttura che fino ad ora è stata sottoutilizzata. Ricordiamo che c'è il Museo dello Sbarco, c'è il Museo del Cinema, c'è un museo cartografico, ci sono tante cose e anche tante iniziative che state mettendo in campo, come per esempio quella di ricordare appunto il papà delle ciminiere, Giacomo Leone. Un'iniziativa che faremo in collaborazione con l'amministrazione è proprio quello che mancava oggi, era un biglietto da visita. Io vado alle ciminiere e una persona che non è di Catania o che non conosce la storia di Catania non sa di che cosa stiamo parlando. La storia delle ciminiere, della raffineria di zolfo, è legata a un'attività economica e industriale fondamentale per la città di Catania, ma anche alla costruzione della rete ferroviaria, alle infrastrutture sia regionali che territoriali e urbane, per cui ha un peso importante nella storia della città che va raccontato, e d'accordo con l'amministrazione faremo uno spazio espositivo che racconta le ciminiere all'interno di quel progetto, ma anche dell'intera storia dello zolfo e delle ciminiere, importante per la città di Catania. Che è un pezzo appunto della storia della Sicilia. Alessandro Campisi, effettivamente è sottoutilizzato questo centro congressuale? Ho citato alcuni dei padiglioni utilizzati, ma per esempio c'è anche il teatro dedicato all'Opera dei Pupi che non viene utilizzato. Ecco, in questo senso qual è la volontà? Allora, intanto condivido assolutamente le parole dell'architetto Leone e lo ringrazio anche per l'onestà intellettuale per aver sottolineato quello che è l'impegno da parte dell'amministrazione, nella persona del sindaco, dell'avvocato Ivan Albo e di tutta l'amministrazione della città metropolitana, che ha intenzione di riqualificare le ciminiere sotto tutti i punti di vista. Addirittura il sindaco aveva immaginato anche un percorso di riqualificazione totale nel senso con riqualificazione con tecniche moderne, sostenibili e innovative di tutto il complesso. È chiaro che noi abbiamo effettuato diversi sopralluoghi anche con il dirigente di riferimento, il dottore Mari, all'interno della struttura, e abbiamo incontrato anche tutto il personale che lavora all'interno dei musei, perché abbiamo intenzione di rilanciare quella che è l'azione dei musei, di pubblicizzarla e di fare un lavoro certosino affinché le ciminiere possano tornare ad essere il fiore all'occhiello della città di Catania, e su questo c'è particolare attenzione da parte di tutta l'amministrazione e del sindaco Trantino. Ecco, chiedo a tutti e due, anche adesso ad Ivan Albo, le ciminiere era stato pensato come un centro aperto al pubblico, come un parco urbano effettivamente, cosa che non è mai stata. Ecco, c'è questa volontà adesso, o se ne è discussa, insomma, non siete voi gli amministratori, ma c'è stata, se ne è discusso al tavolo tecnico? Utilizzo la metafora di Giovanni Leone, la Ferrari. Abbiamo deciso di acquistare un casco e di indossarlo perché questo illuminato progetto di Giacomo Leone credo che meriti tutto il rispetto e lo sviluppo, anche perché il contesto in cui si va a incastonare le ciminiere oggi, con la metropolitana, con il tanto vituperato Palazzo di Giustizia che verrà però rappresentato là, ecco,
va a raccontare una realtà che è sempre in continua evoluzione. Mi preme infatti concludere dicendo questa cosa, con questo bando LPFTE, poi il progetto esecutivo sul padiglione C1, sul cosiddetto Cutuliscio, sarà il primo step di quello che poi deve essere un secondo DIP, cioè un documento appunto di progettazione complessiva delle ciminiere, perché abbia questa rigenerazione funzionale rispetto al contesto in cui è inserite le ciminiere. Su questo riteniamo che ancora abbia veramente tanto a raccontare. Lei parlava del Museo del Cinema, tra i nostri obiettivi quello di inserirlo nel circuito dei musei del cinema, dei 18 musei del cinema italiani. Soprattutto l'apertura in una città come Catania che avrebbe bisogno di tanti parchi pubblici, luoghi anche di svago, riservato ai cittadini ma anche ai turisti. Cosa volevi dire? Io volevo dire due cose. Uno, all'interno dell'area delle ciminiere, a proposito di spazi pubblici, erano previste i percorsi interni, appunto specialmente l'asse che si conclude con il chiosco e che aveva la pizzeria a destra, il ristorante, il piccolo teatro e lo spazio teatrale. Sono spazi pubblici che vanno vissuti, ma anche tutti gli spazi verdi sono spazi dello standard a verde della pianificazione della città. Ma la cosa interessante è che le ciminiere possono essere un'occasione di prendere quel modello, quel tipo di intervento, di rigenerazione urbana che può anche legarsi alla città. Cioè non basta che la città entri alle ciminiere, bisognerebbe anche che le ciminiere uscissero in città, cioè, con Piazzale Asia, per dire, con le aree, le raffinerie proseguivano dall'altra parte di Viale Africa, che sono state tagliate. Ecco, si potrebbe pensare a un pezzo di città. La cosa importante è pensare alle ciminiere come un pezzo di città, come erano un quartiere della città, erano un quartiere, una città industriale, diventano una città civica e sociale. Tra l'altro appunto parlavamo della vituperata cittadella giudiziaria che tra poco voi inizierete a frequentare, che un po' ha interrotto la continuità perché appunto c'erano anche le ciminiere 2, quell'altro fabbricato a sua volta colpito da un incendio. Ecco, poi c'è anche un tema di cura di questi edifici pubblici. Sì, non mi fate parlare della cittadella perché al di là delle qualità, poi di un progetto architettonico che è importante, incendi, no, poi, a mio parere è sbagliato quel progetto per la mole, ha una dimensione fuori scala, anche nelle prospettive manda fuori scala le ciminiere, cioè la monumentalità è una cosa che all'interno dello spazio urbano va attentamente calibrata, ma questo non dipende dal progetto, probabilmente c'erano tante le funzioni che andavano insediate in quell'area. Ora l'idea è di come armonizzare queste diverse funzioni all'interno di quell'area urbana in modo che non entrino in conflitto, e questo sarà impegnativo, sarà il vero impegno dell'amministrazione. Peraltro l'altra ciminiera a cui facevi riferimento è una ciminiera invece del comune di Catania. Sì. Una cosa importante dell'occasione ce l'abbiamo col sindaco Trantino, che è sindaco della città metropolitana e sindaco della città di Catania, è quella di superare queste divisioni in una prospettiva unitaria, perché queste poi diversi fabbricati avevano delle funzioni più o meno analoghe. Ecco, quello che è importante è smettere di parlare delle singole caselle, ma cominciare a fare un ragionamento di sistema. Anche sull'auditorium, il numero dei posti, alcune valutazioni che si possono fare, vanno fatte non soltanto sull'auditorium, ma sull'auditorium in rapporto a quello che è il sistema degli spazi analoghi, che non sono i teatri, ma che sono spazi per convegnistica, eccetera, eccetera. Cioè quello che secondo me è mancato a Catania è un ragionamento sistematico, di sistema, che riesca a dare un ruolo e una funzione a ciascuno degli interventi. L'occasione di questo tavolo tecnico, di un ripensamento qui sì, sistematico, della fruizione di quest'area è l'occasione per invertire la tendenza. Siamo in chiusura, do in chiusura appunto la parola a voi due. Voglio fare però una riflessione da giornalista, cioè che noi spesso ci troviamo a raccontare la cronaca della mala movida delle città, e il suggerimento che arriva da più parti è quello di creare più poli di movida e di attrazione, come potrebbe essere anche in questo caso questa sorta di decentramento. Allora vado da Alessandro Campisi, in chiusura un'ultima riflessione.
Diciamo che per quanto riguarda la collaborazione tra il Comune di Catania e la città metropolitana è stata messa in campo, si è visto anche in occasione dell'organizzazione dell'evento Christmas Town che ha portato 150.000 presenze all'interno dello slargo delle ciminiere, quindi sicuramente ha dato lustro sia alla città di Catania sia all'intero complesso, quindi è chiaro che si possono immaginare altri eventi come questo qua che sicuramente possono essere dei volani di attrazione anche per turisti che vengono fuori dalla città di Catania. Quindi assolutamente d'accordo con con quanto detto da lei. Ivan Albo? Il tavolo tecnico di cui si è parlato tanto è stata la nostra reinterpretazione di stakeholders qualificati che facessero rinnamorare la città di questo splendido territorio, mi lasci il termine, che è la struttura delle ciminiere. Tanti turisti vengono anche a banchettare come fosse una villa comunale all'interno delle ciminiere, apprezzandone il waterfront che si apprezza, c'è un bellissimo chiosco che si dovrebbe riattivare. Ecco perché il tavolo tecnico, perché come questo incontro di oggi, e vi ringrazio, ha dato modo di poter perlustrare. Sono tante le cose che si devono mettere giù appunto in un tavolo e servono dei soggetti qualificati come l'amico Leone che possano darci uno spunto in più. Se posso dire una cosa soltanto, il tavolo tecnico è anche un saggio di partecipazione. La partecipazione non è soltanto data da incontri pubblici eccetera, ma va declinata a livelli diversi. Questa è una declinazione degli stakeholder, dei tecnici, sul piano dei tecnici. Questa trasmissione, e immagino ci saranno altre occasioni, consentono poi invece di condividere e allargare la partecipazione alla città, che però deve sapere di che cosa parliamo, perché spesso oggi tanti non sanno cosa sono le ciminiere. In conclusione posso dire che è la prima volta che parliamo di tavolo tecnico dandogli un contenuto, perché in genere è quel classico termine che dice hanno fatto il tavolo tecnico e poi non serve a niente, invece in questa volta sembra che veramente ci siano dei contenuti e delle persone partecipate e innamorate di questo progetto. Grazie comunque ai nostri ospiti, ringrazio Ivan Albo, consulente della città metropolitana, Giovanni Leone, architetto, figlio di Giacomo Leone, e in collegamento Alessandro Campisi, delegato per la città metropolitana. Grazie naturalmente sempre anche a voi che ci seguite da casa.